È l'ultimo confronto di questa ultima tribuna in vista del referendum di domenica prossima, referendum in Veneto consultivo per chiedere una maggiore autonomia del Veneto. Un ultimo confronto che vede qui in studio Luca Peroni del Veneto Serenissimo Governo che sostiene il referendum e Greta Chinellato che è il Comitato Veneti per l'astensione. Buongiorno. Ecco, Peroni, Veneto Serenissimo Governo, un nome roboante. Voi siete per andare a votare. Cosa significa andare a votare e andare a votare sì? Sì, noi come Veneto Serenissimo Governo ci siamo sempre battuti e ci battiamo per l'indipendenza del Veneto. In questo momento c'è l'opportunità di fare questo referendum per l'autonomia, ci dicono. Dopo 151 anni i veneti hanno la possibilità di votare, di decidere cosa vogliono dallo Stato italiano e una volta per tutte di unirsi e far vedere che hanno le scatole piene di questo Stato, tra l'altro occupate e fuori dalla legalità internazionale. Perciò la vostra è una posizione un po' più dura rispetto all'aspetto di un sì per l'autonomia, appunto, e basta. Sì, per noi il cammino sarà ancora lungo per l'indipendenza, però questo è un tassello per arrivare all'autodeterminazione del popolo veneto. Greta Chinellato, Comitati Veneti per l'astensione, il referendum ha bisogno del quorum, lo ricordavamo, e perciò più che il no si punta all'astensione. Cosa vuol dire non andare a votare? Il quorum richiesto per questo referendum è un quorum che serve esclusivamente per chi ha promosso questo referendum, perché non può essere nemmeno definito referendum, nel senso che è semplicemente una consultazione. E non andare a votare perché riteniamo che questo referendum sia un referendum fuffa, una scatola vuota, in quanto la Regione Veneto, per muoversi sulla poter ottenere maggiore autonomia su determinate materie, poteva già farlo, è una cosa che può già fare per Costituzione, che altre regioni stanno facendo come l'Emilia Romagna, quindi riteniamo esclusivamente uno sperpero di soldi pubblici, ricordo più di 14 milioni investiti in questo referendum. Riteniamo che i cittadini veneti si siano già espressi sulla possibilità o meno della Regione di lavorare su spazi di autonomia, cosa che, ribadisco, può già fare attraverso la Costituzione nel momento in cui ha votato le politiche alle regionali. Quindi semplicemente diciamo che riteniamo questo referendum una consultazione propagandistica che serve solo ad alcuni per ottenere maggior consenso e non è una cosa che effettivamente serve per avere quegli spazi di autonomia che la Regione può già avere da Costituzione. Referendum fuffa l'ha definito la Chinellato, invece voi lo ritenete un referendum, anche se consultivo, importante? Importante perché è trasversale, nel senso che non è il referendum di nessun partito. Se vogliamo, si sono dette tante cose, può essere il referendum di Zaia, nel senso che in questo momento al governatore della regione c'è Luca Zaia, però non vuol dire che sia il suo referendum, questo è il referendum dei veneti. Dobbiamo in questo momento unirci trasversalmente, d'altronde non mi sembra che ci siano tanti, diciamo, partiti per il no. C'è qualche associazione, ma in linea di massima tutti quanti i partiti, in linea di massima dico, sono per il sì, solo che non difendono questa strada del referendum. In questo momento per noi c'è questa possibilità, non diciamo che sia la migliore o la peggiore, c'è questa possibilità, dobbiamo prenderla come valida per contarci. Ma il referendum è un passaggio, si poteva anche chiedere più autonomia senza referendum, ha sottolineato la Chinellato. Sì, probabilmente si poteva chiedere, ma il passato è passato, adesso abbiamo questa possibilità. Domani, dopodomani chiederemo. Chinellato, lei che dice a queste annotazioni un aspetto politico che vede trasversalmente molti partiti sostenere di fatto questo referendum, anche con valutazioni diverse? Nel senso che, a parte il fatto che dal giorno dopo il referendum, a prescindere che ci sia una grande affluenza e che vinca il sì, ribadisco che non cambierà nulla, perché spetta poi al governo regionale contrattare con il governo maggiori spazi di autonomia.
quindi è un referendum che non ha nemmeno alcuna ricaduta a livello legale, diciamo. Sì, è trasversale, ma l'autonomia è un tema trasversale, nel senso che la Costituzione consente alle regioni di contrattare appunto con lo Stato maggiori spazi di autonomia nelle materie concorrenti, quindi è un tema trasversale nel momento in cui le regioni decidono di investire in determinate politiche su determinate materie e di conseguenza riuscire a contrattare con lo Stato la possibilità di avere una maggior autonomia su quelle materie, ma ripeto, è una cosa che le regioni possono già fare, lo vediamo con l'Emilia Romagna in questi giorni, non serviva di certo un referendum, uno sperpero di denaro pubblico. Nel momento in cui il governo regionale in questo caso avesse deciso di investire su materie concorrenti e contrattare con lo Stato maggiore autonomia, l'autonomia è un tema attuale e ritengo che comunque gli enti locali vadano valorizzati su determinate materie. È una scelta politica dei governi regionali, cosa che non hanno fatto in 16 anni. Peroni, ma che autonomia nel momento in cui si chiede l'autonomia, poi bisogna andare appunto a contrattare, il referendum è solo un passaggio, voi a cosa si punta? Beh, noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo sempre puntato all'indipendenza del Veneto perché ci spetta come diritto, puntiamo all'autodeterminazione del popolo veneto. Probabilmente non succederà nulla, ma se la Costituzione prevede che ci sono queste 20-23 deleghe da dare alla Regione Veneto, vediamo chi potrà essere fuori dalla Costituzione, se sarà lo stesso Stato italiano oppure i veneti. Comunque sia, i veneti poi decideranno che grado di autonomia richiedere in futuro. Vicenda della Spagna e della Catalogna, che dice? La vicenda della Spagna e della Catalogna positiva nel senso che il popolo si è espresso e per noi il popolo è sempre sovrano. Unico punto pecca, diciamo così, è che non hanno preparato un piano economico di uscita dalla Spagna, mentre noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo preparato anche un piano economico qualora il Veneto diventasse indipendente. Lo ricordiamo, per il referendum per il sì lo spettro è molto, molto vasto, ci sono appunto anche questi gruppi di indipendentisti. Chinellato, lei che dice su questa vicenda? Sull'indipendentismo, io penso che in generale viviamo in una società, in un mondo in cui non possiamo chiuderci noi stessi. Penso che l'Europa sia molto importante, sicuramente ci sono cose che non funzionano a livello europeo, ma sicuramente si possono migliorare con la volontà di tutti. Penso che la solidarietà tra popoli, e in questo caso anche tra regioni in uno Stato unitario, sia fondamentale anche per riuscire ad uscire da uno stato di crisi non indifferente. Ci tengo a sottolineare sull'autonomia che anche andasse a buon fine la contrattazione con il governo sull'ottenimento di maggiori spazi di autonomia, nessuna regione, nemmeno quelle a statuto speciale, possono andare contro i principi dello Stato e le leggi nazionali. Quindi comunque c'è una cornice statuale da rispettare, a prescindere dall'ottenimento o meno di maggiori spazi di autonomia. Siamo in chiusura, giusto un appello finale, pochi secondi, in vista di questo referendum. A Veneti andiamo a votare tutti quanti per il sì, il Veneto Serenissimo Governo vi aspetta domenica a Bassano del Grappa alle 21 presso la Sala Tolio in via Jacopo da Ponte 37 per avere una serata di confronto aspettando i risultati del referendum. E questo era Luca Peroni, Veneto Serenissimo Governo. Greta Chinellato, Comitato Veneti per l'astensione. Io credo che stavolta non andare a votare sia una scelta e una presa di posizione nel non assecondare un governo veneto che per 16 anni non ha lavorato sull'ottenimento di maggiori spazi di autonomia e anzi sta spendendo i nostri soldi pubblici per un referendum che non avrà alcuna ricaduta da nessun punto di vista. E questo era l'ultimo confronto di questa ultima tribuna in vista del referendum. Domenica prossima si può andare a votare nei seggi allestiti in Veneto dalle 7 alle 23. Basta andare nei luoghi dove si va a votare con solitamente dove sono scritti nel proprio certificato elettorale, non serve portare il certificato elettorale ma una carta d'identità, dalle 7 alle 23 e dopo ci sarà il risultato di questo referendum consultivo per l'autonomia del Veneto. Grazie a tutti.